a Edicola Friuli. Oggi andiamo a Udine, in piazzale Oberdan, a conoscere un nuovo edicolante e ovviamente a commentare con i passanti e gli udinesi le notizie pubblicate dal settimanale Il Friuli in edicola oggi. La copertina è dedicata a una forma di naia 2.0, ridateci le stellette. Questo è il titolo scelto, l'idea di una naia 2.0 come occasione formativa per i giovani. Solo così possono crescere con valori saldi, morali e sociali. Allora andiamo a vedere le due pagine che il settimanale dedica alla questione. Innanzitutto tutta la regione è pronta ed è già al lavoro per la dunata. Quale adunata? Quella degli alpini. Le 8 sezioni dell'ANA regionale e le istituzioni del territorio danno pieno sostegno alla candidatura di Udine per ospitare l'appuntamento nel 2021 e naturalmente la memoria non può che correre alle passate edizioni, a quella indimenticata e indimenticabile del 96, ma anche andando a ritroso a quelle dell'83, 74 e 1925. Quella del 96 non soltanto è rimasta nel cuore di molti perché è la più recente, ma è anche stata quella proprio dei record. E poi dicevo, la naia 2.0, diamo ai giovani un'occasione. Vivere in comune, uscire dall'ambiente familiare, imparare il rispetto delle regole. Secondo Tony Capozzo, che Alessandro Di Giusto ha interpellato per questa inchiesta, questi sono alcuni degli elementi positivi del progetto, ma la politica è ancora forse poco sensibile. E quindi appunto Tony Capozzo, il famoso inviato di guerra e direttore della rivista Alpin Yeomame, si dice pienamente d'accordo con la proposta dell'ANA per l'istituzione di un servizio obbligatorio, la naia 2.0. E poi andremo a vedere che cosa ne pensa la gente di questa ipotesi e se l'ipotesi appunto di ritornare a ripristinare la naia può piacere o no. Si parla invece di un argomento molto molto importante, ovvero le sementi avvelenate. Quei semi avvelenano anche noi. Questo è il titolo scelto da Uberto Londero per parlare di cosa? L'appello di Condifesa ai produttori di sementi, che chiede: rendete disponibili più chicchi e non conciati. Il rischio per gli agricoltori è quello di infrangere la legge. Ecco gli effetti degli insetticidi sull'ambiente e soprattutto le possibili conseguenze sull'uomo. Andiamo avanti. E ci spostiamo nella destra, tagliamento in provincia di Pordenone, anzi Pordenone città, basta alle strade dissestate, scatta il piano antibuche. Partono i cantieri per mettere a nuovo alcune importanti vie cittadine, realizzare piste ciclabili e zone a 30 km/h. Su via Cappuccini pende il caso degli alberi da abbattere per far posto a fognature e fibra ottica, mentre in via Mazzini sono possibili chiusure legate a particolari eventi culturali. Proseguiamo ancora oltre e andiamo a vedere all'interno del settimanale Il Friuli di questa settimana si parla, c'è l'inserto Family Casa e si parla di tasse. Ecco tutte le novità al netto delle promesse elettorali. Sappiamo appunto che le elezioni sono vicine e tanti sono gli slogan che vengono proposti, però a conti fatti ecco quali sono i bonus edilizi e APE sociale, agevolazioni per le famiglie, incentivi, scadenze e riconferme. Ecco che cosa dovremo aspettarci nel 2018 e Valentina Viviani ce lo illustra. Come vi dicevo, oggi andiamo in piazzale Oberdan e allora per prepararci a questa uscita abbiamo dedicato un approfondimento su una delle strade importanti della città e che sarà soprattutto interessata da dei cambiamenti davvero notevoli. Si parla di via Cividale, che appunto è la via subito dopo piazzale Oberdan. L'arteria sarà rifatta da cima a fondo, troveranno posto una pista ciclabile e 4 nuove rotonde, compresa una proprio in piazzale Oberdan, che sostituiranno gli impianti semaforici attuali. All'interno del numero in edicola trovate ovviamente un ampio settore dedicato interamente agli spettacoli della nostra regione. Allora ecco che Andrea Ioim ci presenta l'ultimo spettacolo di Claudio Moretti e il titolo della sua intervista è Il nostro cabaret nasce nei paesi. Claudio Moretti mercoledì 24 sarà a Tolmezzo con Cabarest, con altre stelle della risata, e qui spiega le vere origini della comicità friulana, i padri nobili e quelli popolari. Tutto nasce dal teatro amatoriale.
E infine, per chi ha figli e insomma è tempo di iscrizioni alle scuole, ecco il dossier scuola, direzione futuro. A progettare la vita si comincia sui banchi e nelle aule dove ci si prepara ad affrontare il mondo. Ecco allora la guida per scegliere il percorso giusto, e qui all'interno trovate le presentazioni di tutte le scuole degli istituti. Con questo numero particolarmente ricco ovviamente anche il business, meno Stato più impresa. In copertina Massimo Blasoni, il pubblico si è ampliato fin troppo e ha un costo ormai insostenibile che assorbe anche le risorse destinate agli investimenti. In politica c'è bisogno di entusiasmo, capacità di decidere e rischiare. E quindi all'interno del mensile economico trovate un'intervista a Blasoni, focus anche su Alberto Dettoni, la conoscenza è un bene comune e il carburante per la società, ma infuria la disputa sulla proprietà. Alessandro Calligaris, il catalogo del gruppo si arricchisce di divani, crescita nel mondo con un'offerta completa. E poi Alberto Teghil, a Udine un forno fusorio ha fatto la storia della siderurgia europea, l'appello per salvarlo. Adesso però ci mettiamo in marcia, andiamo a sentire cosa dicono in piazzale Oberdan e andiamo a commentare con l'edicolante e gli udinesi quello che vi ho appena presentato. Andiamo! Eccoci qui in piazzale Oberdan, accanto a me Alessandro Passon che da diversi anni, tanti anni, ed era giovanissimo, gestisce l'edicola che diciamo è stata di famiglia. E Alessandro Passon ha una storia anche importante perché la sua famiglia è una famiglia di giornalai. Sì. È iniziato da mia nonna nel 63 e dopo ha preso mia madre e da mia madre sono adesso io. È abbastanza impegnativa ma vediamo di tener duro. Sappiamo che infatti è un lavoro impegnativo perché ci sono delle domeniche ovviamente che dovete coprire, 2 al mese nel caso di questa edicola, e poi è un lavoro che richiede un impegno anche orario non indifferente perché la sveglia, immagino, specie anche per la tipologia della vostra edicola, è sicuramente presto. Beh certo, perché la mattina alle 6 meno 10 suona la sveglia e dobbiamo venire qua, aprire i pacchi, gestire tutti i giornali per fare anche il giro la mattina. Non ho molti giornali che porto fuori la mattina, però è sempre un impegno di fare il giro quando piove e tutto. Questa edicola ha il pregio che è in uno dei piazzali insomma più trafficati, uno dei tanti in realtà. Tra l'altro questo piazzale adesso come lo vediamo insomma tra qualche mese probabilmente non sarà più così perché sarà oggetto di alcune trasformazioni. Speriamo, perché abbiamo sentito almeno così che dicono che faranno queste 4 rotonde e modificheranno un po' tutto il piazzale e speriamo che ci siano i parcheggi, che mettano qualche illuminazione in più, speriamo bene. In via Cividale non esiste una pista ciclabile. Che però verrà realizzata. Dicono, che è anni che ne sentiamo parlare. Ora, la necessità sarebbe che la ciclabile parta già da qua in modo da favorire chi vuole andare in centro per lavoro, quello che vuole, avere la ciclabile va via sicuro, ecco insomma. Io ho dei brutti ricordi perché 3 anni fa ero in bici, sono stato investito proprio e ho rotto la spalla. E parlando con i vigili mi ha detto guardi, via Cividale è quella più pericolosa. E da quella volta non ho più temperato la bici. E via Cividale è stata trascurata un po', diciamo. Secondo me le ciclabili sono comode se sono fatte bene, cioè se sono solo una moda per prendere i contributi diventano più pericoloso oppure disagevoli per l'autista, o per i ciclisti o per gli automobilisti. Come quella in Viale Trieste, in certi posti non ha senso che un ciclista debba rientrare, certo per la sicurezza deve rientrare, tornare a uscire, allora poi le macchine arrivano per poter vedere, devono dargli la precedenza prima, poi il ciclista se la trova in mezzo sull'incrocio, quindi dovrebbe essere a filo strada, non dovrebbe avere quelle rientranze lì, avere un cordoletto e basta, e poi molta più severità sulla velocità delle macchine eccetera. Non ciclabili con tante opere come in piazza Garibaldi tanto grosse che vanno sempre a chi è educato ha sempre più svantaggi, chi è maleducato continua a fare quello che vuole. Anche i marciapiedi pericolosi,
Io infatti sono caduta sul marciapiede e mi sono fatta anche abbastanza male. Le faccio una domanda, anche se lei è appunto una donna, che in realtà è una domanda che riguarda prettamente il mondo maschile. C'è qualcuno che dice però non sarebbe male ripristinare la naia in maniera un po' diversa rispetto a com'era, ma farebbe bene ai nostri giovani. Cosa ne pensa? Penso che sarebbe giusto farlo, che così imparano a vivere. Ne hanno bisogno i giovani d'oggi? Sono lì attaccati alla mamma, alla nonna. Ma senta, non è un po' colpa secondo lei anche delle mamme, delle nonne? Tanto che lo è colpa loro. Tocca anche a noi allora fare un po' di naia. Altro che sì. Anche secondo me farebbe bene. Tu lo faresti? Io lo farei, sì, lo farei. Penso che potrebbe essere una buona base. Se insomma, penso che si possa coltivare attraverso un simile servizio l'etica del lavoro e soprattutto del sacrificio. Esatto, quello è importante, il sacrificio sì. Alla fine il sacrificio forse è quello che manca ai giovani d'oggi. Capire, io in primis forse, il sacrificio del lavoro, sacrificarsi per guadagnare e soprattutto non avere tutto subito e guadagnarselo, questo è l'importante secondo me. Quanti anni avete? 24. 24, 25. Siete studenti universitari? Sì, universitari. Fuori sede? Fuori sede, a Trieste, sì. Trieste. Quindi insomma lo vedreste positivamente. Argomento diciamo correlato ma non lo stesso, la adunata degli alpini a Udine nel 2021 potrebbe essere una possibilità, come la vedreste? Beh, vedrei un'occasione anche per riscoprire forse il valore appunto di cosa esprimevano gli alpini, i valori che avevano e forse anche trasmetterli ai giovani d'oggi. Questo è l'importante. Sì, mio nonno ad esempio, che avevo avuto due nonni che hanno fatto le adunate entrambi, quindi so cosa vuol dire insomma. Ma io ho notato a Cividale che c'è stata di recente una cosa simile e una manifestazione simile. Io onestamente sono poco ferrato sull'argomento, nel senso che non ho mai avuto in casa alpini o comunque qualcuno che potesse testimoniarmi che cosa è stato. Vedo però in generale tutti coloro che hanno fatto l'alpino che hanno un grande attaccamento a questa esperienza, in generale a quella che è stata alla divisa, quindi sicuramente si potrebbe trarre qualcosa di positivo. Edicola Friuli finisce qui, io ringrazio Alessandro Passono per l'accoglienza, ci ha raccontato anche la storia della sua famiglia. Grazie a voi che siete venuti a trovarmi, ho avuto molto piacere. Piacere nostro e naturalmente dei telespettatori da casa che conoscono così un edicolante in più e magari possono venirvi a trovare. Edicola Friuli torna la prossima settimana e però ci trasferiremo, cambiamo comune e andremo a Feletto. Buona serata, buona giornata e ciao! Grazie, arrivederci a tutti.